non so se sia Mone, cioè nel senso Mona. Intanto e che aveva già parlato mai che a volte che ha detto che i veneti sono tutti ubriaconi. Quindi hanno votato in Mona, come si dice in Veneto. Sì, questo qua l'ha detto lei, ma è una verità. Io non avrei detto niente su quei Mona sono andati a votare, ma hanno chiesto cosa penso e sono Mona. E seconda roba, adesso che abbiamo Ciapanca da Mone, che domandaria che bisogna che si avvardi a specchio. Avevamo qualche ombra, però siamo gente corretta, gente che lavora, gente ospitale, non siamo razzisti. E per quanto riguarda il voto, credo di essere stato uno dei primi ad andare a votare, le 7. Autonomia da chi? Da chi dei marziani? Stiamo cercando di unirci proprio per diventare più civili, più tutto, e con questa qua autonomia. È il suo punto di vista, voglio dire. Io sinceramente fino all'ultimo momento ero indecisa se votare sì o votare no, però alla fine sono andata e ho votato sì. Se c'è qualcuno che si sente offeso da un pensiero diverso dal proprio, allora lì entriamo in un discorso di tipo intelligente o meno. I contadini là che parlano neanche italiano, cosa che votano? Me non mi sento assolutamente Mona, penso che lui abbia diritto di esprimere la sua idea come le altre persone abbiano diritto di esprimere la loro. Lui insomma spara quello che deve sparare, ma noi altri veneti, come ho detto prima, sì, non siamo Mone.